questo campionato. La fase 11 inizia, partiamo dalla divisione 8, cosa gravissima al momento, cioè ripartiamo dalla divisione 8 e bisogna scalare assolutamente. Tanto abbiamo trovato l'avversario, vediamo chi ci tocca affrontare con questa nuova panchina lunga. Napoli-Bayern Monaco, e della divisione 7 l'avversario. Napoli-Bayern Monaco. Vediamo chi ci toccherà affrontare. Vedo un Fabinho, ok. Vedo un Fabinho. Vediamo un po', vediamo i nostri ragazzi come stanno. Sembra tutto bene. Ok, sembra tutto ok. Il nostro avversario, Firmino Messi, gioca con un 4-3-3 molto offensivo, con Bernardo Silva e Dembélé. C'ha degli esterni molto veloci e molto forti. Vabbè, sarà una partita chiaramente difficile e noi cercheremo di affrontarla con diciamo il solito spirito, il solito gioco. Bene così ragazzi, vediamo un po' Napoli-Bayern Monaco, questa prima partita di questa nuova fase. Ben ritrovati amici telespettatori, la nuova edizione di questo torneo che tutti noi attendiamo. Giochiamo in casa, il solito Carissa a farci compagnia. Si parte. E si parte ragazzi. Partiti. Osimhen, Lobotka. Il nuovo Kim. Erroraccio di Rachmani in impostazione. Abbiamo iniziato malissimo. Mameret. Ancora errore di Di Lorenzo. Ragazzi, che è sta riverenza inutile? Forza. Lobotka. Anghissà. Osimhen prova a far correre il Ciuchi Lozano. C'è l'inserimento di Anghissà. Lo vede Lozano. Non riesce a servirlo. Peccato. Però recuperiamo palla con fallo laterale. Di Lorenzo. Rachmani di tacco addirittura per Anghissà. Kim allarga verso Kvaratskhelia. Un bel cambio di campo ragazzi. Ci permette di avere un po' di gioco. Kvara la dà a Mario Rui. Cross di Mario Rui. Attenzione Osimhen. Peccato, potevamo fare di più. Vediamo. Kim prova a chiudere su Messi. Grande ripiegamento di Kvara, fantastico. Anghissà. Mario Rui. Kvaratskhelia. Grande recupero però Zielinski. Ragazzi, comunque qualcosa nel gameplay mi sembra cambiato, forse leggermente più lento, ma nemmeno di tantissimo. Attenzione Di Lorenzo, intanto prova Lozano a giocarla, ma la palla però ripartiamo con Di Lorenzo. Lozano per Di Lorenzo, prova a far correre Osimhen, dribbling di Osimhen, cross di Osimhen, c'è Zielinski di testa, la mette fuori. Il gameplay sembra migliorato, a me sembra sempre di più una partita reale rispetto per esempio a FIFA. Comunque proviamo a tenere a centrocampo. Attenzione, deve chiudere Kim, che chiude sontuosamente. Poi guadagna anche fallo laterale, fortunatamente, che si stava mettendo un po' male la situazione. Mario Rui, Zielinski, Mario Rui, Kim. Proviamo a far girare la palla da quest'altro lato. Rachmani allarga verso Giannino Di Lorenzo. Lozano, Anghissà, cambia tutto verso qui c'è Kvaratskhelia che stoppa la palla, mette a terra e poi apre per Zielinski. Osimhen. Calcio spettacolo ragazzi, calcio spettacolo. Imbucata di Kvara, Zie lo mette in mezzo e Victor Osimhen la sbatte in porta. 1-0. Bellissima azione ragazzi, abbiamo fatto veramente una bella azione col nostro gioco. Grande recupero palla di Mario Rui che poi la perde. Adesso attenzione che proverà sicuramente a reagire il Bayern, però noi abbiamo cominciato veramente alla grande. Chiusura di Mario Rui in calcio d'angolo. Vediamo, calcio d'angolo del Bayern Monaco. Mario Rui, la mettiamo fuori, grandissimo anche Ciuchi Lozano. Osimhen si gira dalla parte giusta, prova ad andarsene Osimhen.
Osimhen cambia tutto ancora verso Di Lorenzo, si trova dall'altro lato che prova ad appoggiare per Kvara, recupera palla Di Lorenzo, bravissimo, e poi sbaglia tutto, incredibile. Io sono sincero, credevo fosse un giocatore mio, però recupera Lobotka, Kvaratskhelia, far correre Mario Rui, se ne va Mario Rui, attenzione Mario Rui, può crossarla in mezzo, la palla resta lì, attenzione Osimhen, niente da fare. Provano a partire in velocità. Proviamo a recuperare a centrocampo, attenzione Lobotka, Di Lorenzo, chiusura favolosa, e poi la dà ad Osimhen. Osimhen per Zielinski, la dà Kvaratskhelia, dribbling di Kvaratskhelia, fa correre Osimhen dentro per Zielinski. Calcio spettacolo ragazzi, calcio spettacolo. Il trucco è cercare sempre di passare in anticipo. Il trucco è sempre cercare di passare in anticipo, di intuire anche i movimenti che l'intelligenza artificiale fa fare ai giocatori che si inseriscono, perché si inseriscono sempre. Tanto è 2-0, grande Zielu. Cazzo, dribbling di Firmino, mamma mia, una serie di scivolate pericolosissime in area di rigore. Di Lorenzo, Anghissà, perdiamo palla, brutta giocata qui, siamo usciti molto male. Attenzione, non c'è fuori gioco, proviamo a chiudere e invece prendiamo il 2-1. Shomarodam pure perché abbiamo fatto una sciuta in merda, e Bernardo Silva ci punisce subito. Attenzione Osimhen, Anghissà, ancora perdiamo palla a centrocampo. No ragazzi, no, mamma mia. Mario Rui e poi Lobotka mette fuori Kvaratskhelia, appoggia per Anghissà che cambia il gioco da quell'altro lato verso Lozano, che ricambia verso Kvara, che però la palla è un po' corta e la perdiamo. Attenzione Mario Rui, deve chiudere, Lobotka non arriva sulla palla, anticipa tutto Rachmani. Attenzione, proviamo a chiudere ancora, Zielinski deve chiudere su Pedri, Anghissà in chiusura, grandissimo Anghissà, e poi Kvaratskhelia cambia tutto verso il Ciuchi Lozano, grandissima palla di Kvara, se ne va Lozano, cross di Lozano, c'è Osimhen dall'altro lato, ma la palla arriva dal portiere. Lobotka prova a contrastare, ci riesce, Lozano, palla per Lozano, Di Lorenzo, palla per Lozano, prova a crossare alla tre quarti, niente da fare, attenzione, Anghissà per Kvaratskhelia che tira ad incrociare, Alcalà l'appoggia. Finisce il primo tempo 2-1. Bel primo tempo raga, abbiamo preso un gol stupido, peccato perché poteva essere un 2-0 anche molto di più, però ci accontentiamo di questo 2-1. Primo tempo che si chiude con il punteggio di 2-1. E vediamo un attimo di portarci a casa questa prima vittoria in divisione 8, anche perché dobbiamo assolutamente scalare subito in divisione 7. Diciamo, l'obiettivo è cercare di vincere questa partita, vincere anche la prossima, scalare in divisione 7 e quindi riportarci già a un certo punto, insomma, della scalata, perché non siamo mai arrivati in divisione 1 ed è molto molto grave. Ripartiamo, hanno messo anche loro Osimhen, il nostro Osimenno. Attenzione, provano ad attaccare, attenzione a Dombele, Mario Rui, mamma mia, Zielinski, Osimhen, poggia per Anghissà, Lobotka, Rachmani allarga verso Ciuchi Lozano, Anghissà 1-2 col Ciuchi, fantastico Lozano, la palla non arriva ad Osimhen, Giannino Di Lorenzo deve chiudere, ci riesce alla grande, poi Meret rilancia lungo verso Victor Osimhen, palla per Zielinski che prima aveva sbagliato, poi recupera palla, attenzione, Kvaratskhelia fermato da Walker. Kai Walker, Di Lorenzo, grandissimo anticipo, la palla arriva a Osimhen che però si fa anticipare ancora, Lobotka,
Palla larga per Kvaratskhelia che vede l'inserimento di Zielinski, il cross di Zielu, Osimhen che prova addirittura in sforbiciata e poi puttanata di Alcalà. Fortunatamente ci regala un calcio d'angolo che possiamo provare a sfruttare col nostro solito schema dal nostro Zielinski per Osimhen che prova ad appoggiare e arriva Di Lorenzo. Parata favolosa di Alcalà qui, parata favolosa di Alcalà. Zielinski prova ad andare subito velocemente da Osimhen che prova ancora a torreggiare per Kvaratskhelia. Ci siamo andati vicinissimi, vicinissimi. Alcalà qui va corto, Kvara incredibile, recupera subito palla, la cross è mezzo di merda purtroppo, il cross di merda. Recuperiamo subito palla, attenzione, Kvaratskhelia al tiro, la parata di Alcalà, la parata di Alcalà. Forse qui siamo stati un po' frettolosi. Anghissà, Di Lorenzo prende palla, viene fermato senza fallo. Qua secondo me era un po' fallo, eh? No, non ci credo, mamma mia ragazzi, abbiamo salvato qui. E poi Meret su Bernardo Silva. Meret rilancia subito verso Osimhen, Kvaratskhelia appoggia per Zielinski, la ridà Kvaratskhelia che si allunga un po' la palla. Purtroppo Zielu prova a recuperare su Walker, aveva quasi recuperato palla ma Walker riesce ad aggirarlo. E poi Mario Rui, cazzo, brutta palla persa. E poi Kim fantastico su Bernardo Silva, anche qui lo Botka. Stiamo perdendo queste palle proprio brutte. Attenzione, Anghissà la mette fuori adesso. Ciuchi Lozano per Anghissà. No, perdendo palle veramente stupide. Meret fortunatamente ci salva, ma lì devo passarla, raga. Kvaratskhelia, attenzione, Zielinski, Kvara vede Mario Rui, la dà ad Osimhen che allarga dall'altro lato perché a campo il Ciuchi Lozano che la ridà ad Osimhen, dentro per Zielinski, fuori gioco. Pensavo che chi stava su Lozano lo tenesse in gioco, invece era più basso. Vabbè. Va bene. Rilancio, la palla arriva dall'altro lato a Meret che la blocca tranquillamente e va a sua volta al rilancio verso Osimhen che svetta alla grande ma non riesce ad indirizzare verso Kvaratskhelia. Attenzione, Mario Rui deve chiudere adesso, prima su Osimhen e adesso su Dembélé che lo supera purtroppo. Attenzione, mamma mia, Di Lorenzo è rischiato di fare un autogol incredibile. Poi Zielinski, riproviamo a ripartire subito con Anghissà che la dà a Kvaratskhelia, prova a imbucare per Osimhen e poi riesce a disturbare Fabinho. Attenzione Kvara. Ciao barra 82. Fra, ti devo dire la verità, non lo so perché ancora non l'ho provata. Questa è proprio la prima live sostanzialmente che faccio, la prima partita in assoluto della nuova stagione, quindi non ne ho proprio idea di come funziona, anche perché dovete cercare anche qualcuno con cui testarla. Intanto qua recuperiamo una gran palla. Proviamo un attimo ad andare in contropiede. Anghissà, grande dribbling del Ciuchi che è comunque una notizia sempre. Lozano prova ad aprire, io in realtà volevo era Di Lorenzo ma niente da fare, Kim. Attenzione Anghissà, Lozano, Di Lorenzo, grandissimo qua, proviamo il cross, Di Lorenzo arriva per Osimhen, disturbato al momento del tiro. E intanto provano a ripartire loro. Poi Mario, grandissimo maestro. Porca troia, aspettato troppo per passarla. Ho scoperto a sinistra Di Lorenzo e qui me la so cavata. Qua me la so cavata, ma ci avevo cavato. Andiamo lunghi, non c'è il recupero grande e passiamo 2-1 sul Bayern.
ci portiamo a casa la prima vittoria di questa stagione, nonché la prima vittoria della divisione 8, in cui purtroppo siamo precipitati dopo l'ultima stagione in cui purtroppo ho giocato veramente poco.